Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Cagliari settembre si è chiuso con 520.000 passeggeri in transito e Ryanair continua a scommettere sull'area metropolitana del capoluogo, annunciando per la stagione invernale 2022-23 14 voli settimanali in più e 23 rotte complessive, per un totale di 180 voli ogni 7 giorni. Conti alla mano, un'offerta pari al più 10% con riferimento all'inverno dei record pre-Covid del 2019. In termini di posti di lavoro, la compagnia irlandese, tra diretto e indotto, interessa 1.700 occupati nell'isola. Nonostante il forte aumento del valore medio del carburante, il costo del biglietto per i viaggi tra ottobre 2022 e marzo 2023 parte da una base di 25 euro che va a crescere con riferimento al momento della prenotazione. La proiezione relativa all'anno in corso segnala una crescita di Ryanair in termini di passeggeri in transito sul capoluogo che supera il 1 milione di unità. Parliamo di 23 rotte, di cui una nuova, la rotta con Genova, è una rotta che avrà 2 frequenze settimanali di venerdì e di domenica. Parliamo anche di una stagione invernale da Cagliari interessante, guardando la capacità parliamo di un più 10% rispetto alla winter pre-Covid del 2019 e anche in termini di frequenze sono 180 voli settimanali, sono ben 15 in più rispetto sempre allo stesso periodo pre-Covid, quindi winter 19. I sardi che sono preoccupati per qualche problema sulla continuità territoriale confidano sui vostri collegamenti? Fanno bene, i nostri collegamenti esistono, esisteranno sempre, sono 15 anni che operiamo da Cagliari, il primo volo, se non ricordo male, è stato il Pisa, quindi un volo nazionale. Io questa mattina sono venuto con il Ciampino, quindi sono venuto da Roma. La nostra posizione sulla continuità rimarrà, penso, quella che conoscete, quindi non la toccherò. Quello che però è importante rimarcare è il fatto che Ryanair continua a operare da 15 anni ininterrotti da e per Cagliari. Cosa rappresenta la Sardegna nel budget nazionale di Ryanair? È un aeroporto estremamente interessante, la Sardegna overall, quest'estate è stata un'estate molto importante, realmente molto importante, ha dato dei risultati ottimi, siamo molto soddisfatti. Anche quest'estate in linea alla crescita con l'inverno, abbiamo quest'inverno più 10% rispetto all'inverno 19 e anche l'estate 22 è stata più 10% rispetto alla summer 19 pre-Covid. Quindi continuiamo a crescere in maniera uniforme su entrambe le stagioni e siamo molto contenti dell'investimento. Ryanair ancora una volta è un partner molto affidabile, ci sta garantendo la continuità e molti collegamenti, ma non basta. Ahimè, la stagione è comunque andata, anche l'inverno si può dire che è andato sui collegamenti perché non c'è una notizia nuova che diminuiscono i voli, purtroppo la notizia è che i voli non ci saranno, in gran parte sia a Olbia che a Alghero e anche a Cagliari diminuiscono. Questa compagnia invece ci garantisce continuità. Bisogna subito lavorare per la prossima stagione e per l'inverno del 2023 perché non si ripeta più una cosa del genere. Ci sono le soluzioni, si possono trovare, bisogna sedersi su un tavolo, io non mi occupo di trasporti, ma da quello che è dato a me sapere le possibilità ci sono.
Assessore, sta iniziando appunto, come lei sostiene già da tempo, la stagione spalla, che poi può essere sicuramente da collante con la stagione quella più impegnativa. Ci dà un po' il consuntivo di questa bellissima estate sportiva, enologica e food della Sardegna, ma soprattutto per il proseguo, come ci dobbiamo comportare? Ma ci dobbiamo, più che comportare, ci dobbiamo abituare ad allungare la stagione, a vivere nella Sardegna tutto l'anno. Andare oltre il mare, ce lo siamo detti più volte, lo ripeterò sempre, possiamo accarezzare questo sogno di vivere veramente questa bellissima isola oltre il mare, grazie a tante iniziative e altre forme di proposta di turismo o di turismi, ormai bisogna parlare, varie forme di offerta turistica. Io credo che il turismo enogastronomico è un valore aggiunto, le tradizioni sono un valore aggiunto, sono anche un valore aggiunto ciò che abbiamo fatto l'altro giorno a Bolutta. Stiamo puntando sul turismo dei cammini religiosi, avete visto quanta attenzione. Proponiamo per un rilancio totale del turismo archeologico, quindi vedete quante altre possibilità per valorizzare l'interno della Sardegna. Ecco, io credo che si possa raggiungere questo obiettivo facendo sistema, ma ovviamente l'assessore al turismo, chiunque possa essere, ha sempre bisogno dei trasporti. Senza continuità sia delle navi, dei collegamenti navali o quelli aeroportuali, gli sforzi possono essere resi vani. Certamente quello che si sta facendo è tanto, dobbiamo trovare la soluzione perché non si ripeta che si arrivi a fine ottobre e purtroppo, ahimè, stiamo piangendo perché non ci sono più collegamenti. Il vero problema è che poi non possiamo più partire in varie destinazioni d'Europa, e che è un problema, non solo far venire gente, ma nemmeno noi possiamo uscire di casa se non col doppio scalo. Insomma, l'impegno è allungare la stagione, però accorciare le distanze, è fondamentale. Più che impegno è un dovere per la Sardegna e per i sardi. Accorciare le distanze e accorciare veramente la possibilità remota che ogni volta dobbiamo veramente scandalizzarci che non ci sono più voli. È da una vita che è sempre stato così. È questo che bisogna sfatare. Ma io sono convinto che le soluzioni ci sono, bisogna trattare con le compagnie aeree e anche navali, ma lo devono fare chi è del settore. La politica deve mettere le giuste risorse per sopperire a quello che la comunità europea ci nega da una vita. La scorsa settimana è stato presentato il programma invernale di Ryanair, che continua a scommettere sulla Sardegna, ma questo è un particolare che l'amministratore di Sogar ci aveva già annunciato 2 mesi fa. Quindi la compagnia irlandese continua a credere nell'isola. Decisamente siamo molto soddisfatti di questa presenza anche di Ryanair, che ha confermato l'operativo invernale, che è addirittura migliore di quello del 2019. Quindi questo è un dato sicuramente molto incoraggiante per il trasporto aereo in Sardegna, per il Sud Sardegna in particolare. Com'è stata l'estate 2022 per la vostra società? L'estate 2022 si è chiusa nel migliore dei modi, nel senso che ci siamo riallineati completamente a quelli che erano i numeri del 2019. Abbiamo fatto dei conteggi per tutto il periodo estivo, da maggio sino a settembre, e ci siamo resi conto che i numeri sono veramente allineati, quindi questo ci riempie di gioia. Certo, rimane la preoccupazione che se avessimo avuto, il dispiacere, che se avessimo avuto i voli della continuità territoriale così come nel 2019 avremmo sicuramente superato i dati del 2019. E questo, dottor Branca, è un problema che ci porteremo avanti anche per la stagione autunnale. Ce lo porteremo avanti perché, da quello che risulta per l'appunto, sia ITA che Volotea termineranno le operazioni alla metà del mese di febbraio, in attesa del nuovo bando che preveda le compensazioni. Di norma il vostro lavoro vi proietta al futuro, quindi state già pensando a quelli che saranno gli accordi con le compagnie per la prossima stagione. Stiamo iniziando a lavorare su questo, anche se, come potete capire, il panorama internazionale è veramente molto così non chiaro per quelle che sono le contingenze internazionali, sia a livello di guerra, ma penso soprattutto all'economia, e ancora a questa pandemia che non vuole abbassare la testa, e quindi si sta un po' riprendendo. Sono molto preoccupato a livello economico della situazione nazionale, ma non solo, di tutta quella europea.
Speriamo che questo non abbia dei riflessi pesanti sul trasporto aereo. Un'ultima cosa, a gennaio lei aveva messo un obiettivo per fine anno dei 4 milioni di arrivi e di passeggeri in transito. Sono praticamente certo che li supereremo, di poco ma li supereremo, quindi sono molto contento. La stagione invernale si prospetta molto calda con 23 nuove rotte di Ryanair. Sì, devo dire che comunque Ryan si conferma un partner strategico per l'aeroporto di Cagliari. Quest'anno durante i mesi invernali cresciamo ulteriormente rispetto al 2019, 23 destinazioni, ma soprattutto 180 voli alla settimana e un buon numero anche di destinazioni internazionali. Quindi se queste sono le premesse, direi abbiamo sicuramente dei mesi davanti a noi molto ricchi, molto interessanti. Questo impegno, oltre alla ricaduta su quello che è il collegamento, che è tanto impegnativo con la nostra cara Sardegna, è anche l'impegno di creare sempre quell'appeal che è fondamentale. Sì, devo dire da questo punto di vista l'assessore Chessa ha lavorato molto negli ultimi anni proprio per potenziare soprattutto l'offerta durante i mesi invernali. Se guardiamo ad esempio anche i mesi spalla della stagione summer, quella che è ancora in corso con ottobre, noi a settembre abbiamo fatto gli stessi numeri di passeggeri del 2019, ad ottobre stiamo addirittura rischiando di fare più del 2019, questo grazie anche agli eventi sportivi che sono stati creati. Sicuramente questo è un filone che sta aiutando molto la tenuta del traffico sia nei mesi autunnali e speriamo anche nei mesi invernali. Questo vuol dire che c'è ancora margine per poter fare addirittura meglio, quindi non soltanto gli eventi sportivi, ma creare delle situazioni che permettano al milanese, al tedesco, al francese o allo spagnolo di venire magari non per fare una settimana, 15 giorni, ma magari uno short break di 4-5 giorni nel sud Sardegna, e quindi prima di tutto partiamo con i voli a disposizione. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. And sweaty palms from hanging on too tight. Clench shut jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, and I burn from all the tears. I've been crying, I've been dying over you. Tie a knot in the rope, trying to hold. Il battezzo Luna Rossa. Professor Deiana, da Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, spero di averla detta nell'ordine giusto, c'è un po' di gratificazione ma anche di un guardare avanti quando una macchina così complessa e sofisticata come è Luna Rossa, come sono questi scafi da America's Cup, quindi il non plus ultra per tecnologia e innovazione del mare, si ritrovano qui a Cagliari, in un angolo del porto di Cagliari, il terminal crociere, il molo Ichinusa. Ecco, si guarda al futuro e al tempo stesso ci si può compiacere. Beh sì, non abbiamo molto tempo per compiacerci, però diciamo che quando Luna Rossa nel 2017 è arrivata qui e ha chiesto di occupare questo spazio pregiatissimo del porto e della città di Cagliari, noi abbiamo creduto in questo progetto e siamo andati avanti, diciamo, di pari passo. La velocità di Luna Rossa non solo sul mare ma anche nella sua capacità organizzativa, finanziaria, tecnica e sportiva ovviamente ha bisogno di essere appoggiata e sostenuta con pari velocità e agilità, e noi questo siamo riusciti a farlo. Quindi se c'è qualcosa di cui mi posso compiacere è che siamo riusciti a intercettare questa validissima proposta, l'abbiamo resa possibile e continuiamo a renderla possibile. Crediamo in questo, abbiamo sfiorato nel 2020 le World Series che poi per il Covid non si sono fatte, speriamo di poterle avere l'anno prossimo e anche per questo ci stiamo mettendo a disposizione, anche se questo non è una questione che gestisce Luna Rossa ma la dovrà gestire New Zealand, però ecco, stiamo mettendo Cagliari al centro del Mediterraneo e al centro del mondo. Quando ci sono state le regate a Auckland e tutte le volte che facevano vedere così uno storytelling delle varie squadre, Cagliari era davanti a 2 miliardi di spettatori e si vedeva Luna Rossa che si allenava davanti alla Sella del Diavolo, davanti al waterfront di Bonaria. Quindi sicuramente sono cose veramente impagabili, noi stiamo facendo il nostro passo, quindi sì, siamo compiaciuti ma non abbiamo tempo di crogiolarci nel compiacimento. Un'ultima cosa può riguardare questo numero, che è un numero impressionante che tutti abbiamo letto e abbiamo potuto appurare dalle agenzie. Ecco, quando lei si raffronta con i presidenti di sistema degli altri porti italiani, che Cagliari ospiti Luna Rossa è un jolly mica male, anche dal punto di vista del lavoro relazionale. Beh, assolutamente sì, anche perché per esempio i colleghi che spesso vengono a Cagliari per lavoro, che ho ospitato per delle riunioni di Assoporti eccetera, la prima cosa che mi chiedono è: ma riusciamo a organizzare un incontro, una visita guidata? Max Sirena, che è un uomo molto capace non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista organizzativo, spesso e volentieri mi ha dato una mano, perché ovviamente è importante anche affermarsi come sistema. Questo è un fiore all'occhiello per la Sardegna, per la città e anche, fatemelo dire, per l'autorità di sistema portuale. Quant'è la soddisfazione, un po' la gratificazione, insomma, aver scommesso, lei diceva di Cagliari, della location ideale per varie ragioni, dal clima alle condizioni meteo a quelle che possono essere le altre caratteristiche della logistica. Qual è la soddisfazione oggi che lei presenta una barca che ha definito camouflage come nelle vecchie imbarcazioni nei tempi di guerra? Beh, allora, parlando di Cagliari, io trovo che Cagliari dovrebbe trovare il modo di diventare un centro della marineria del Mediterraneo come è Palma di Mallorca, e quindi si spera che qualcuno
prenda a mano, lo faccia e lo porti in mano, anche per proprio le condizioni, l'aeroporto, la grandezza del porto e di tutto il golfo di Cagliari. Per quanto riguarda noi, la scelta è stata una scelta, si può dire, obbligata, perché questa qui è l'area che, eccetto 2 mesi all'anno di condizioni meteo un po' invernali, per il resto è sempre molto positiva. E poi le persone sono molto accoglienti, insomma, direi che non c'è da dire queste cose, perché i sardi saranno un po' duri inizialmente, però sono persone molto affabili poi. E quindi fare questa barca per noi ha significato logicamente nella sfida tecnologico. Abbiamo realizzato tutto quanto qui a Cagliari, a dimostrazione che si può fare tante cose importanti e siamo molto soddisfatti. Per quanto riguarda Barcellona 2024 è scaramantico parlarne, però questo è uno step verso quella fase della Coppa. Sì, certamente Barcellona è una posizione sicuramente positiva, siamo nel Mediterraneo, avremo sicuramente la Coppa America fatta nel Mediterraneo, avrà una grande affluenza di pubblico e molto inaspettato, ma saranno tante barche che verranno a vederla. Io dico che a Luna Rossa in generale, secondo me gli italiani hanno imparato a voler bene a questo nome, a queste forme sempre così all'avanguardia, perché alla fine dietro ci sono fondamentalmente tanti italiani che lavorano per farle. Quanto alla questione del motore, non hai detto una banalità, cioè io se ripenso alla mia passione, alla fine, le mie passioni sono il motore, quello meccanico inventato dall'uomo, che è quello delle macchine e delle moto che a me piacciono tanto, e poi c'è il motore di Dio, che è il vento, che si sposa con la tecnologia, e quindi non mi meraviglio così tanto alla fine di essere appassionato a una barca tanto quanto mi appassiono a una moto o a una Formula 1, ecco. Ti rubo una cosa su Cagliari, nel senso che è quasi un furto nel dirti che è facile parlare bene. Di Cagliari? Di Cagliari dici? Vabbè, ma Cagliari è l'apoteosi secondo me. Io non so, cioè, forse a voi piacerebbe tanto che noi dicessimo venite tutti a vivere a Cagliari. No, non li vorreste? Non tutti. Non tutti. Non tutti. Però, cioè, uno dice ma vai a Miami, ma vai a Cagliari che è meglio. Vai a Cagliari che è meglio. Cioè, io poi vengo da Milano, no? Quindi dalla pianura, dalla bassa, che adesso comincia a ingrigire. Sì, bravi, operosi, industriali, tutto vero, tutto vero. Però qua respiri, qua senti il mare, qua c'è l'acqua color cristallo, c'è della gente simpatica, c'è una città bella, ordinata. 2 volte a Cagliari, ami Cagliari secondo me. Guido me da Santo Subito. Non lo so, però è la verità, cioè, l'ho detto davvero col cuore. Cioè, 24 ore a Cagliari, io personalmente rinasco. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzo, non può che essere, come dire, compiaciuto, perché il cuore della città, il porto della città e il Mole Chinusa diventano l'oasi confermata e conclamata anche per il secondo varo importante da quando la squadra di Luna Rossa è a Cagliari. Qual è la sensazione? Ma la gioia per il fatto che abbiamo scelto ancora una volta di fare tutta l'attività all'interno della nostra città, che significa da un lato che la città è pronta per accogliere un team importante e dall'altro anche il fatto che ovviamente tutte le attività che fa Luna Rossa portano ricchezze e opportunità di sviluppo al territorio, al comune di Cagliari e a tutta la città metropolitana. Da un altro punto di vista va esaltata anche la straordinaria visibilità internazionale che un evento di questo genere dà appunto al capoluogo della Sardegna e alla nostra regione. Beh, io credo che ormai il nome di Luna Rossa e Cagliari siano indissolubilmente associati, quindi questo per la città è un grande vantaggio e speriamo che si possa anche recuperare quello scherzetto che ci è successo nel 2020 quando eravamo ormai prossimi alle World Series e purtroppo il Covid ha spazzato via quell'opportunità. Speriamo di poterla ripetere per la città. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinesesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Suonano per voi bandera, Gesito! Bentrovati! Suono per voi bandera! Bentornati, dopo Pattada con le zuppe di Sardegna, la festa del borgo, Ortacesus con la festa del pane, siamo arrivati dopo 2 anni di stop a Gesico per la 30ª edizione della Sagra della Lumaca e la 401ª festa di Sant'Amatore. Con noi c'è il presidente della Proloco, Carlo Carta. Carlo, che emozione quello che sta accadendo alle nostre spalle? Ma è una tradizione consolidata questa, che arriva dopo 2 anni di stop, come giustamente hai detto tu, dopo il Covid, stiamo ripartendo, penso che stiamo ripartendo con numeri alla grande. Numeri che comunque ci fanno ben sperare anche per la ripresa anche del settore economico che in quest'ultimo periodo ha avuto comunque un forte calo soprattutto tra gli operatori, questi operatori che vengono a esporre i loro prodotti qui nelle sagre, nelle manifestazioni di un certo livello. Durante questo percorso oggi di Panorama Sardo andremo a trovare anche alcuni di questi operatori. Mi sento di chiederti, nel 2019 avevate chiuso con un bilancio di circa 40.000 presenze nella settimana della preparazione e all'apice della sagra. Non abbiamo ancora il risultato di quest'anno, ma con quello che vediamo alle nostre spalle e con quello che è avvenuto nelle altre sere, diciamo che ci sono buoni auspici perché questo si ripeta.
Sì, quest'anno al contrario degli altri anni abbiamo avuto anche altissimi numeri anche il venerdì, quindi questa sagra e soprattutto questa festa sta crescendo sempre di più. Ripeto, visti i numeri di ieri sera che comunque abbiamo superato le decine di migliaia, penso che oggi con l'afflusso che ci sarà oggi faremo veramente il botto. Carlo, per noi è una soddisfazione nonché davvero un privilegio poter venire a riprendere di nuovo quello che sta succedendo a Gesico per tanti motivi, mi permetto di dire anche personali. Volevo chiederti un'analisi un po' più specifica. Il turismo esperienziale in questo momento sta prendendo piede, o è in voga o è di moda, passami il termine, ma la lumaca non è assolutamente un esperimento. Assolutamente no, e anzi questo è diciamo il leitmotiv di questa edizione. La lumaca non è assolutamente esperienziale, la lumaca è tradizione della gastronomia sarda, della cucina sarda, che non è assolutamente una cucina povera, è una cucina ricchissima di elementi, di cibi gustosi, di prelibatezze che l'operatore deve per forza consumare. L'esperimento si fa nelle piccole manifestazioni, anzi qui se vogliamo di esperienziale. Abbiamo tantissime iniziative, dal laboratorio dei dolci, dal laboratorio per le lumache, dai laboratori di tantissimi altri prodotti che voi potete vedere, che potete gustare lungo tutto il percorso. Bisogna rivedere il turismo enogastronomico ha bisogno anche del sostegno della regione. Sì, non bisogna escluderlo, bisogna integrarlo, dargli più linfa, bisogna semmai valorizzare l'aspetto culturale di queste manifestazioni, perché la lumaca è sì un buonissimo cibo, un alimento prelibato, ma è anche una cartolina all'immagine di questo territorio, e se mi permetti sta diventando anche l'immagine anche della Sardegna, è una delle immagini più antiche che ci possa essere. Facciamo sempre l'esempio del nuraghe, la scala a chiocciole del nuraghe, eccetera, no? Quindi essendo uno degli alimenti più antichi è anche un alimento che comunque ci dà lustro e ci dà visibilità anche all'esterno, non solo in Italia ma anche in Europa. Carlo, Gesico abbiamo detto con altri claim negli anni passati appunto è la capitale sarda della lumaca. Voi siete gemellati anche con un paese del nord Italia dove avete uno scambio importante, ma questo scambio può avvenire, deve avvenire anche con i paesi del vostro circondario? Assolutamente sì, noi facciamo parte del circuito delle 12 città delle lumache da tempo immemorabile, ormai sono passati 25 anni. Siamo partiti come ultimi, siamo arrivati ai primi, abbiamo scalato la classifica delle sagre migliori d'Italia e siamo tra le sagre più grandi, tra le 4 sagre più grandi d'Europa. Quindi voglio dire, la lumaca ci ha fatto crescere, ci ha fatto andare lontano e soprattutto ha portato benessere e economia anche in questo piccolo territorio. Il nostro obiettivo è portare benessere e economia in tutta la Sardegna per questo tipo di manifestazioni che comunque si stanno facendo, quindi non solo la lumaca ma tutti gli altri prodotti dell'enogastronomia da valorizzare. Quindi benvengano le sagre delle lumache, benvengano tutte le sagre e cercheremo comunque in ogni modo di organizzarci sempre di più, ma non ci può non essere il sostegno della regione. Ecco, e allora con questa considerazione non ci resta che iniziare il nostro percorso, lo faremo col primo cittadino di Gesico e poi con Don Zara e capiremo come Gesico riesce a fondere insieme il sacro e il profano in una sacralità che è davvero unica per la nostra Sardegna. E allora eccoci, siamo col primo cittadino di Gesico, il sindaco Terenzio Schirru. Sindaco, finalmente ci riprendiamo la normalità dopo questi 2 anni e oggi è un anniversario davvero importante. Beh, certamente, finalmente vediamo le persone contente che vengono qui per la sagra di Sant'Ammado e Sant'Ammattore, che dal 1621 si ripete per un paese oltretutto così. Gesico è un paese piccolo, però siamo invasi da visitatori, da pellegrini, quindi questo mi fa riflettere sul fatto che il turismo religioso funziona, ormai in Sardegna si parla tantissimo, ma non solo in Sardegna ma anche in tutta Europa,
dei cammini di Santa Barbara, di San Giacomo, insomma cammini religiosi. Noi ce l'avevamo già dal 1621, quindi le persone qui vengono in pellegrinaggio, e contemporaneamente abbiamo anche una bellissima sagra dove si espone un po' di tutto, come da sempre. Speriamo che continui e finalmente siamo usciti proprio da un periodo triste, ma in ogni caso ci stiamo riprendendo la nostra libertà e di questo sono estremamente contento. In questo periodo Gesico fa parte del 300 Experience, che ha avuto un grande successo al Turisma di Firenze, ma soprattutto state applicando il modello della collettività. Beh, certamente, allora al Turisma sono andato e 300 Experience è proprio un modello dove i comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni della 300 finalmente hanno preso coscienza della potenzialità del nostro territorio, sia dal punto di vista culturale ma anche fondamentalmente dal punto di vista archeologico, e quindi stiamo cercando di fare un discorso unitario. Lo stiamo facendo bene perché eravamo ieri con il consorzio le strade del grano, i sentieri del grano, eravamo anche a Cagliari all'archeologica, quindi rappresentando non solo i comuni dell'Unione della 300 ma anche altri comuni che comunque sono legati al nostro territorio al di là dei confini amministrativi. C'era Gergei, c'era Mandas, insomma stiamo facendo un ottimo lavoro, speriamo che dia i suoi frutti, ma sicuramente li darà. Nel ringraziare il sindaco e vediamo le immagini anche per avvalorare i numeri che ci ha dato il presidente della Proloco Carlo Carta, lasciamo il primo cittadino agli adempimenti istituzionali e restate ancora con noi. Gesico vuole essere anche, come abbiamo detto con il presidente Carlo Carta, la fusione fra il sacro e il profano. 30ª edizione della Sagra della Lumaca, 401esima della festa di Sant'Amatore. Don Zara, lei da anni che vive questi momenti, ha vissuto anche i momenti della chiusura. Allora, qui sono 5 anni, quindi ogni anno è sempre più bello, come i miei 80 anni, no? Ogni anno 80 è più bello di 79. Allora, sacro e profano, io sono del parere che esiste il sacro, perché tutto ritorna al sacro, la terra, la creazione, Dio, e poi il sacro perché, quindi l'abbinazione va benissimo, perché dobbiamo queste lumache, queste sono squisite. No, ho questo parere che poi adesso la gente, bene, fa una visitina alla chiesa eccetera, ma poi oggi che dice ringrazio per tutta questa gente che c'è e allora un sorriso, il sorriso è prerogativa di Dio e allora noi siamo sacri, figli di Dio, no? E quindi va bene. E allora con questo sorriso ringraziamo Don Zara che è atteso per questa celebrazione che è molto importante, la 401esima rievocazione della festa di Sant'Amatore qui a Gesico, e diamo la linea alla regia. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità,
Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E dopo aver visto le testimonianze, soprattutto il lato positivo con gli operatori che sono lungo tutto il corso di Gesico che si stanno adoperando a far sì che questo evento vada nel migliore dei modi, ci siamo spostati a Casa Dessì, dove Roberto Lai ci vuole raccontare la storia dei santi venuti dal mare. Grazie. Il percorso dei santi africani è una problematica molto sentita qua a Gesico, tanto che l'anno scorso è stato presentato un libro che racchiude i flussi migratori, i flussi di questi santi venuti dal mare. Ma in particolare la mostra è incentrata sulla figura di Antioco, il santo venuto dal mare, con un'effigie importante di Livio Scarpella che capitana questa carrellata di opere dedicate al patrono della Sardegna. Quest'anno rafforzata poi da un gemellaggio ideale religioso con la Spagna, con la Catalogna, con la figura di questi santi bambini, ma soprattutto abbiamo voluto creare questa sorta di gemellaggio per evidenziare quanto sia importante oggi unire realtà così lontane, così diverse, ma allo stesso tempo così vicine, con dei santi, con delle figure che uniscono queste realtà. Antioco in effetti è un santo che unisce, questa mostra ce lo dimostra, perché abbiamo un santo che unisce le due confessioni tra Oriente e Occidente. Infatti Antioco è venerato sia dalla Chiesa Cattolica che dalla Chiesa Ortodossa. Abbiamo nel mondo presente tante realtà, mi viene in mente Stettino, una chiesa dove è presente l'effigie del santo, dove il santo è venerato, in Sardegna è presente in ogni dove, e gli artisti in questa mostra hanno voluto raffigurare quelle che sono le problematiche sociali dell'integrazione, dell'accoglienza, delle migrazioni attraverso un santo
che è stato martirizzato, che è stato abbandonato al suo destino dall'imperatore Adriano dalla Mauritania a Cesarea, ha attraversato il mare ed è giunto in quest'isola della Sardegna, nell'antica Sulchi. Oggi Sant'Antioco ha preso il nome del santo venuto dal mare, e questi artisti hanno rappresentato in varie sfaccettature la figura del santo migrante, un santo che festeggia la più antica sagra non della Sardegna ma del Mediterraneo. Una storicità documentata e supportata con documenti rivenuti nell'Archivio Segreto Vaticano, nella Biblioteca Apostolica Vaticano, che confermano ancora una volta l'esclusivo patronato di Antioco con Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna. Per chi si fosse collegato in questo momento, siamo ancora qui a Gesico, 30ª edizione della Sagra della Lumaca, 401ª festa di Sant'Amatore, e riniziamo il nostro percorso con la Proloco di San Basilio, che oggi ha collaborato con quella di Gesico nella realizzazione di che cosa? Dolci di mandorla. Abbiamo fatto un'esposizione dei dolci di mandorla. La mandorla è un prodotto particolare del nostro territorio, e non solo. Allora, la mandorla viene comunque lavorata da un gruppo di signore che sono bravissime a lavorare su gâteau, gli amaretti, guefos, insomma tutto quello che si può comporre con la mandorla. Ricordiamo ai nostri telespettatori la festa di San Basilio quando è? La festa di San Basilio solitamente è il 14 di giugno, è il patrono, quindi solamente che adesso si è rimasti un pochino fermi per il fatto della pandemia, ma speriamo che nel 2023 riprenda alla grande. E allora, nel ringraziare la Proloco di San Basilio che ha fatto queste opere d'arte, quasi oserei dire, con la mandorla, noi andiamo a sentire altri operatori che oggi sono presenti qui per capire anche il lato economico, il loro osservatorio dopo questi 2 anni di calma. E tra gli operatori che troviamo qui a Gesico, come cultura, tradizione e soprattutto quello che è il commercio di questi grandi numeri di Gesico, troviamo un'arte antica sarda. Da dove arrivate voi? Noi arriviamo da Guspini, dalla provincia del Medio Campidano, che è un paese a vocazione prevalentemente mineraria, dove appunto la tradizione era, dopo il lavoro, quello di, con pochi arnesi, realizzare dei manufatti che erano i coltelli che venivano usati prevalentemente nel mondo agropastorale. Il prodotto principe è il torrone della Sardegna, ma lei da quanti anni viene a Gesico? 200 anni forse, ne ho 55 però vengo da 200 anni. Leggenda vuole che lei sia nato qui anche se arriva da un paese che produce il torrone, è vero? Sì, io arrivo da Rizzo, sì, però venivo con mio padre, sono sempre venuto. Ascolti, com'è cambiata in questi 2 anni? Il prodotto è sempre ineguagliabile? Sempre prodotto di qualità, miele sardo, mandorle nostrane e tanto amore nel farlo. Suonano per voi Bandera, Gesico. Siamo con il giovanissimo Cristian Carta. Cristian, quante lumache hai venduto oggi? Tantissime, tranne che sono rimaste solo queste cassette perché abbiamo vendute troppe. Ma hai avuto la possibilità di capire chi le ha comprate? Gente del territorio o anche fuori Sardegna? Anche fuori Sardegna, Milano, Napoli e anche del territorio. Senti, tu sei il più giovane della Proloco di Gesico, ma da grande cosa vorrei fare? Continuare a fare questa sagra? Sì, vorrei continuare a fare questa sagra e allungarla. 30ª edizione della Sagra della Lumaca, quanto è bello venire a suonare per il pubblico? Ma è una cosa molto bella venire qua a Gesico, diciamo che noi siamo ormai il trentennale che io vengo almeno come musicista
È sempre emozionante suonare così in mezzo a tanta gente qui per la Sagra delle Lumache a Gesico. È una festa molto conosciuta oltretutto e diciamo che è la festa che chiude tutte le feste poi della zona per quanto riguarda tutta la provincia di Cagliari. Abbiamo molte richieste e questo ci fa piacere. Bene, allora buon proseguimento e ci vediamo in giro per la Sardegna. Grazie a voi e grazie a tutti. Da Banderas e Marcello Carebba. Grazie, gentilissimo. E come promesso il nostro percorso ci ha portato alla protagonista della 30ª edizione della Sagra della Lumaca di Gesico, Matteo, il cuoco contadino. Che ricetta stai preparando? Queste le sto preparando gratinate, ok? Vuoi sapere la ricetta? Assolutamente sì. Ok, una volta che le abbiamo sbollentate, le soffriggiamo con l'aglio e il prezzemolo, le lasciamo insaporire bene, amalgamare bene e poi ci mettiamo il pane grattugiato. Adesso vi faccio vedere come metto il pane. Hai visto? Matteo, quante lumache hai cucinato nella tua carriera? Facciamo la media di 10-12 quintali per 30 anni. Quante ne ho ammazzato, che mi chiamano il bue delle lumache. Hai dato piacere ai palati dei sardi? Quello, e sardi anche continentali, perché giriamo tutta l'Italia con le nostre rigatelle. Questa è originale di Gesico, controllate. Questa, quindi, come abbiamo detto col presidente Carlo Carta, la lumaca non è un esperimento, ma è un'esperienza. Sì, è un'esperienza e porta anche economia in 300. Basta vedere, farsi un giro fuori o nei paesi dintorni, non trovi un albergo libero, trovi tutte le camere occupate, i BB. Quindi un indotto importante. Sì, molto importante per la 300. Matteo, prima di lasciarti vedo anche qui del sugo, quindi mentre i tuoi collaboratori sono super impegnati. Con cipolla, sedano e qualche altra spezia. Mettiamo le rigatelle qui con il prezzemolo e già l'aglio pronto, facciamo una giratina, mettiamo il sugo, opla. Sì, altro poco. Quindi per accontentare anche i palati, insomma, differenti. Facciamo amalgamare un po' e queste le facciamo con la fregola. La fregola precedentemente sbollentata e sfreddata, facciamo riscaldare un po' e questa è una ricetta antichissima lo stesso. E con questo splendido sole gesichese si conclude la 30ª Sagra della Lumaca. È stato un evento veramente incredibile, grandi numeri, una degustazione bellissima, l'avete visto dalle immagini. E con Carlo Carta siamo pronti alle conclusioni. Carlo, quindi cosa diciamo di questa giornata fantastica? Beh, insomma, diciamo che si vede già che la gente ancora sta continuando ad arrivare, quindi abbiamo raggiunto tutti i numeri, tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sicuramente andremo, con le presenze andremo anche oltre. Ho visto che la rete della telefonia mobile è quasi in tilt, quindi significa che ci sono tante presenze. Solitamente va in tilt quando ci sono 40-50 mila persone. Penso che questo numero l'abbiamo superato. Carlo, è anche il momento quello doveroso dei ringraziamenti. Si ringraziano tutte le aziende che hanno partecipato a questa 30ª Sagra della Lumaca di Gesico. Quest'anno mi permetto di poter dedicare un saluto speciale ai decani della Proloco che non ci sono più fisicamente, materialmente, ma che comunque hanno dato l'impronta per poter custodire la cultura di questa splendida sagra. Mi viene in mente zio Augusto, mi viene in mente Pierpaolo, Gigliola, insomma Alessandra e tutti quelli che oggi fanno esistere una Proloco che deve essere assolutamente un modello. Esattamente, ci mancano molto, dico la verità, in queste occasioni. Se questo, tutta questa cosa qui è anche loro merito. Hanno lavorato tantissimo per portare la sagra a questi livelli, adesso ci assistono da lassù. Bene, allora ringraziamo comunque gli imprenditori che ogni anno ci vengono a trovare, tutta l'organizzazione della Proloco, le associazioni, il comune, le ACLI, l'associazione volontaria di Sant'Amado, la parrocchia, tutte le associazioni che ci hanno sostenute e hanno permesso che comunque questa sagra raggiungesse questi livelli in questa giornata, e soprattutto tutti i miei soci della Proloco.
Bene, allora in una chiave proprio di panorama sardo possiamo dire a Sibiria alla prossima edizione. Ci vediamo alla prossima edizione in un contesto speriamo diverso, magari allestiremo anche un salotto televisivo anche alla portata di tutti. Bene, allora per il momento da Gesico è tutto, restituiamo la linea alla regia, ringraziamo tutti i protagonisti di questa splendida giornata. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo a Cabras con Alessandro Contini della cantina Contini. Oltre 120 anni di storia, vuole raccontarci come nasce la cantina Contini? Assolutamente sì. Allora, l'azienda Contini 1898 è l'azienda più antica della Sardegna, fondata dal mio bisnonno Salvatore. Mio nonno Attilio, di cui l'azienda porta il nome, proseguì quest'opera iniziata 124 anni fa, ampliando l'attuale superficie della vigna e con grande lungimiranza costruì questa azienda. I figli di Attilio, mio padre con Antonio e Pauletto, proseguirono questo sogno che ancora dura da 124 anni, attualmente c'è alla guida la quarta generazione, io e mio cugino Mauro, con degli altri collaboratori veramente validi. Abbiamo visto in questa sede tradizione e innovazione. Ci vuole raccontare qualcosa? Come è nato anche questo cambiamento innovativo anche a vista d'occhio? Sì, qui abbiamo unito sia l'innovazione, mantenendo inalterato ciò che è storia, ciò che è tradizione, ciò che contraddistingue l'azienda Contini da circa 124 anni, quindi dire Contini e dire Vernaccia. Abbiamo mantenuto inalterato tutta la parte storica in cui abbiamo vernacce di oltre 100 anni, quindi lasciate in eredità dal nostro bisnonno. Qui troviamo un connubio di
vedete il legno, vedete tutto riporta al sole del Sinis, al fassone che è il nostro logo, diciamo, la nostra massima espressione, quindi una vecchia barca fatta di erbe palustri che è stata usata fino agli anni '80 nella nostra laguna, quindi tutto ciò riporta al territorio. Conti è un'azienda molto legata al territorio ed espressione del territorio, quindi tutto ciò che vedete qui all'interno dell'azienda è espressione del territorio, quindi abbiamo unito il vecchio al nuovo. Dopo tanti anni abbiamo messo mano a questa azienda ampliandola e quindi cercando di unire queste due, il nuovo con la tradizione, quindi senza snaturare la vecchia azienda. Ho visto che dal 2015 voi trattate la vite a livello biologico, ci può dire qualcosa in più? Dal 2015, anche prima, abbiamo iniziato degli studi, perché Contini è un'azienda molto attenta anche alla salute, quindi siamo partiti con dei vini senza sulfiti aggiunti, poi man mano ci siamo affinati, con degli studi, con dei grandi professionisti siamo andati a produrre del biologico, quindi salute, biologico, e lavoriamo anche, parte delle nostre vigne sono d'agricoltura integrata che segue un processo biologico, non è certificato biologico, però siamo quasi biologici, quindi molta attenzione alla salute. Siamo nel periodo della vendemmia, una vendemmia anticipata a causa dei repentini cambiamenti climatici. Cosa vuole dirci su questa annata? Ma sicuramente il clima è veramente un argomento di grande attualità, quindi con queste temperature ci stiamo quasi tropicalizzando. Ci sono dei seri problemi, quest'anno per fortuna non ci sono state gelate, quindi è una buonissima annata, sia di qualità che come quantità, quindi si vive quasi controllando le condizioni atmosferiche, quindi vedete che io mi ricordo che 15 anni fa si iniziava la vendemmia a metà settembre, si finiva a fine ottobre. Attualmente negli ultimi anni si inizia la vendemmia il 10 agosto, anche per una serie di vini che vengono prodotti che magari prima non venivano vinificati, quindi dalle bollicine, con delle vendemmie anticipate, però il clima sta influendo tantissimo per quanto riguarda la produzione vitivinicola, per tutto ciò che produce la terra, quindi andiamo a vedere anche i carciofi che ormai col caldo, abbiamo caldo fino a novembre e dicembre, quindi sono delle colture che quasi stanno diventando estive. I vostri vitigni non si trovano solo nel territorio di Cabras, sono presenti anche in tutto il territorio regionale? Sì, allora noi principalmente lavoriamo i nostri vitigni principali, che sono il Niedera e Vernaccia, due vitigni di origine antichissima, importantissimi, e Contini ha salvato dall'estinzione questi due vitigni, Vernaccia e Niedera. In più Contini ha valorizzato i vitigni più conosciuti, il Canonau Vermentino, quindi andando a studiare a fondo questo vitigno, vinificando in modi diversi, in tempi diversi, andando a produrre dei Canonau in versione moderna, senza uso di legni, solo Canonau d'annata, con lavorazioni solo in acciaio. E in più abbiamo delle collaborazioni e delle vigne che gestiamo sia al nord Sardegna per quanto riguarda il biologico nella zona di Sorso, una vigna tra Oschidi e Berchida in cui produciamo il vermentino di Gallura. Produciamo il vermentino di Gallura già da oltre 25 anni, adesso Contini ha anche una base in Gallura dove vinifichiamo proprio in loco. A questo proposito vorrei parlare del vino Carmis che ha vinto numerosi premi, ho visto. Sì, il Carmis ha vinto diversi premi importanti, dalla Gran Medaglia d'Oro al Vin Italy nel 2010, quindi è sempre protagonista. Il Carmis è un vino che io dico sempre a gran voce, ha salvato anche dall'estinzione il vitigno Vernaccia, perché grazie anche al Carmis, con l'uva Vernaccia, quindi un taglio vermentino Vernaccia, abbiamo dimostrato che con l'uva Vernaccia si può ottenere un grande bianco da aperitivo
era tutto pasto, quindi è da lì l'evoluzione dell'azienda, e quindi con questo vitigno vernaccia produciamo 5 vini diversi in 5 modi diversi, partendo dalla bollicina, col carmesi, giganti, la vernaccia metodo tradizionale e il passito, quindi non solo la vernaccia alla meditazione, ma anche dei vini che sono pronta beva, quindi bevibili in qualsiasi situazione. Mi ha incuriosito il nome di un vino, Mamaioa. Mamaioa significa coccinella in sardo nel nostro dialetto, poi in varie altre zone della Sardegna altri nomi, ed è il simbolo del biologico, della natura incontaminata, quindi inizialmente questo progetto era legato a Bob Marungio, che aveva ideato questa etichetta, poi abbiamo proseguito con la stessa etichetta, magari rendendola un po' meno giocosa, però molto affascinante, molto attraente per il pubblico. Parliamo di enogastronomia. Per chi scegliesse di venire qui alla Cantina Contini di Cabras, il cliente avrebbe la possibilità di degustare ottimi vini accompagnati da piatti locali. Com'è nato questo progetto? Ma diciamo, parliamo di enogastronomia, ormai è il focus aziendale, ma non solo di Conti, di tantissime altre aziende. Cabras, essendo un centro, un paese in cui troviamo tante cose, quindi Cabras è un paese ricco di cultura, di storia, vediamo i giganti, Tarros, è un paese in cui l'enogastronomia ha sempre funzionato, il buon cibo, essendoci la botarga, tanti prodotti che offre il territorio. Quindi Contini, la nostra mission è accogliere sempre più persone, sviluppare il concetto di enogastronomia, portando le persone, farle degustare e indirizzandole in un percorso di cibo-vino, perché il cibo e il vino per me non sono solo prodotti da ingerire, ma sono catalizzatori di interessi economici, culturali, sono espressione di un popolo e di un territorio, quindi il vino è espressione del territorio, e i tanti prodotti che il paese offre dovremmo metterli a disposizione di chi viene a Cabras, quindi siamo veramente molto contenti di questa nuova avventura. Tra l'altro abbiamo anche c'è stata l'acquisizione di un'altra azienda con diverse vigne, e lì svilupperemo un altro progetto di enogastronomico di visita in vigna, il matrimonio in vigna, tutte queste bellissime cose che ormai non andiamo a scoprirle noi, già altre realtà fanno, e noi ci dobbiamo solo, ormai è tutto pronto, devi solo copiare, quindi copiare, bisogna sapere anche copiare bene, vedere, studiare, andare a vedere quello che fanno gli altri. Questa è la nostra missione per i prossimi 3, 4, 5 anni. Parliamo di mercati. Quanto è importante l'esportazione per un'azienda vinicola? Allora, i mercati esteri sono molto importanti. Io dico sempre che è molto importante essere anche radicati nel proprio territorio, perché essendo una regione a vocazione turistica, se tu sei radicato nel tuo territorio, di riflesso il turista che viene qui assaggia i tuoi vini e poi li cerca, li beve a Milano, li beve a Londra, li cerca in tutto il mondo. Quindi siamo molto radicati nel territorio e siamo proiettati sulla penisola e sull'estero. Perché il mondo, io dico sempre, i vini buoni ce ne sono tanti, il mondo è grande, quindi bisogna prendere l'aereo e andare in giro 300 giorni all'anno, quindi abbiamo la bandierina un po' in tutto il mondo e stiamo cercando di aggiungerne delle altre. Vi auguro buon lavoro e salute. Salute. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E in questo appuntamento con Panorama Sardo vediamo di ripercorrere quanto è accaduto nel fine settimana con il grande evento archeologico. Rivedremo parti dell'iniziativa, dal momento della conferenza stampa di presentazione al momento del taglio del nastro, insomma rivivremo tutto quello che è accaduto, ma vorrei sapere da Giorgio Burru cosa ha rappresentato per voi che lavorate in questo settore da una vita. Beh, intanto Archeologica 2022 passa agli annali per essere stata una grandissima rivoluzione in campo comunicativo. L'archeologia noi la conoscevamo per quella che è stata la grandezza dei grandi autori delle scoperte archeologiche più importanti. Parlo del grande Giovanni Lillio, che non soltanto era un archeologo ma era anche un grandissimo narratore di storie sarde. Io ho voluto riportare come spirito proprio questo, cioè riportare l'archeologia al popolo, cioè a coloro che di fatto dall'archeologia devono prendere coscienza che tutto ciò che è stato il loro passato, il nostro passato di sardi, può essere veramente un patrimonio. Non è un patrimonio tutto ciò che è monumentale, tutto ciò che è rimasto fino a noi, gli 8000 nuraghi e tutte le espressioni, voglio dire, che fanno parte del nostro paesaggio. È fondamentale sottolineare che i sardi sono stati in passato autori di una storia incredibile, che tutto il Mediterraneo ci invidia e che soprattutto attraverso la sua valorizzazione possiamo dare un contributo enorme proprio alla conoscenza puntuale della civiltà mediterranea, che poi, attenzione, è la culla delle civiltà mondiali. La Sardegna ha avuto grande successo anche al Salone Internazionale del Turismo Culturale di Firenze. Uno stand ben organizzato e soprattutto una presenza compatta degli operatori. Sì, questa è un'altra grande novità. Per la prima volta, così come ad Archeologica abbiamo avuto 150 comuni dell'isola rappresentati, 45 realtà tra musei e aree archeologiche presidiate dagli operatori che tutti i giorni operano in questo contesto. Abbiamo avuto una cinquantina di imprese, cioè io credo che sia stata per la prima volta, voglio dire, un'azione comune, un'azione condivisa, una partecipazione che finalmente rompeva gli schemi del campanile al quale purtroppo troppe volte siamo stati schiavi, e ha mostrato quello che era il vestito più bello, no? Quello della festa, quello che tutti i giorni vorremmo vedere anche in altre aule, magari quelle della politica, però noi facciamo il nostro mestiere, diamo un segnale e sono convinto che alla fine anche quelle che saranno scelte delicate, anche di strategia politica, troveranno in questa nuova modo di esprimerci
un fondamento che potrà dare risultati straordinari. È stata un'esperienza molto emozionante e molto impegnativa dal punto di vista organizzativo. Ha messo a frutto la collaborazione fra la Fondazione Monteprama e il servizio marketing dell'assessorato al turismo della Regione. Va dato un plauso agli uffici regionali, soprattutto per aver creduto nel fatto che la Fondazione potesse essere il braccio operativo di manifestazioni come queste, e l'assessore Chessa, che ha creduto al fatto che un Expo dell'archeologia potesse aiutare il turismo per quel che riguarda quel settore. Abbiamo dato lo spazio a 45 diversi siti archeologici sardi gestiti di oltre 50 comuni. Abbiamo dato spazio a 4 regioni ospiti, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, il Trentino e la Campania con Pestum, cioè abbiamo messo a confronto diversi modelli di valorizzazione, anche perché il confronto rappresenta un momento di crescita. Abbiamo avuto la presenza di giornalisti che sono arrivati da mezza Europa, abbiamo dei social media manager che faranno conoscere il risultato di questa manifestazione in tutto il mondo, cioè questa manifestazione come un'onda lunga avrà i suoi effetti ancora per i prossimi almeno 2 mesi dal punto di vista comunicativo. Diciamo che si tratta di un punto di arrivo per quel che riguarda le attività di questo primo anno, ma anche di un punto di ripartenza per capire l'anno prossimo cosa possiamo fare di nuovo e di migliore per continuare in questo lavoro di valorizzazione. Che cosa vi ha insegnato la recente esperienza alla Fiera Internazionale del Turismo Culturale di Firenze? Ma Firenze e Pestum sono per noi 2 modelli, e cioè 2 diverse fiere, 2 diversi momenti di incontro fra mondi diversi che mettono in risalto modelli di gestione e di valorizzazione che paiono profondamente diversi e che invece si intersecano nell'obiettivo comune, cioè mettere a sistema la realtà locale e metterla a disposizione del visitatore, che non è più visto solo come un turista che deve lasciare economia, che deve lasciare dei soldi, ma è anche un agente di viaggio, tra virgolette, cioè ritorna a casa e racconta quello che ha visto e dunque a sua volta fa della pubblicità e fa, diciamo, crescere il buon nome della Sardegna in giro per l'Italia e per il mondo. Abbiamo voluto fare questa avventura, affrontare questa avventura perché vorrei finalmente valorizzare il turismo archeologico, che è un altro di quei segmenti, di quei settori cui noi non abbiamo mai utilizzato. La crescita del PIL della Sardegna può passare soprattutto anche dalle offerte turistiche e dal turismo in generale. Oggi il turismo archeologico più che mai è ricercato nel mondo. Spesso la Sardegna andava a Pestum e a Firenze. Io ho detto portiamo il mondo in Sardegna. Non voglio una fiera, voglio l'Expo, voglio il meglio della Sardegna. Oggi qui 50 comuni rappresentano tutti i beni archeologici della Sardegna. Questo è un evento storico, lo miglioreremo, accetteremo i suggerimenti, ma è importante capire la bontà di questa iniziativa, che sarà un valore aggiunto per l'economia di tutta la Sardegna e non solo dei sardi. 25 buyers di tutto il mondo si stanno confrontando e stanno già scambiando pacchetti turistici e vendendo e promuovendo la Sardegna archeologica. Io concluderei ricordando che molti anni fa questa passeggiata coperta, che era abbandonata, è stata ristrutturata da Gianni Chessa, allora assessore che si occupava di lavori pubblici per il Comune di Cagliari. Sì, io ho avuto la fortuna da assessore ai lavori pubblici di metterci in mano, di fare e di concludere anche i lavori. Oggi la passeggiata coperta, che è molto impegnativa nel mantenerla, è enorme, insomma il bastione è un monumento abbastanza grande, ma va gestito come tale, come monumento, e deve essere considerato come monumento. Quindi sono orgoglioso di aver contribuito anche qui alla valorizzazione di un bene comune. Di quanti anni fa parliamo? Io ero assessore ai lavori pubblici 3 anni e mezzo fa, quindi è stata riaperta 3 anni e mezzo circa, di cui abbiamo inaugurato, qui da assessore al turismo ho fatto in modo che si aprisse a questo grande evento organizzato dagli aeroporti e dall'aeroporto di Cagliari, Connet. Vi ricordo che 3 anni fa, prima della pandemia, qui dentro sono venute le 600 più grosse compagnie aeree di tutto il mondo, l'evento si chiamava Connet e quindi si fece qui. E grazie sempre dal mio ruolo istituzionale, in quell'occasione ero assessore al turismo e ho chiesto ai colleghi del comune, al sindaco,
comunque i funzionari che in quel momento c'erano, di accelerare per l'apertura. Ho fatto un po' da regia e quindi, come vedete, insomma, tanti sono i passaggi della mia esperienza politica in positivo. Sono orgoglioso di aver fatto opere pubbliche per la città di Cagliari, sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo con chi ha allestito questi spazi. Quali sono state le sue scelte? Le mie scelte nascono dagli spunti, dunque un architetto riesce a essere creativo se ha la possibilità di reagire. Ho avuto grande aiuto dalle visioni sia dall'assessore che del presidente di Monteprama, che mi hanno portato a fare qualcosa che non è un progetto normale come allestimento, ma cerca di mettere insieme alla scienza e alla cultura anche l'arte e la creatività. Dunque ho cercato di comporre delle sculture astratte che portano il proprio visitatore a compiere il proprio viaggio. Camminando all'interno della passeggiata coperta ho visto il panorama bellissimo, che tra l'altro è uno degli scopi principali della passeggiata coperta, che inizia fuori dall'edificio e entra all'interno dell'edificio. Ecco, ho continuato questo cammino come un nastro per terra, come un serpente, per creare una scultura astratta che io chiamo Nuraghe Colorù, Nuraghe serpente, e che poi ripete per tutte le installazioni, tutti i padiglioni. Dunque abbiamo aree tematiche, aree congressuali, ma anche aree di incontro, soprattutto aree di esperienza. Ecco. Tutto nella chiave di sostenibilità, di impatto ridotto, usando il cartone, non usando cola, quindi tutti con elementi che poi possono essere smontati per poi essere riutilizzati e rimontati. Il valore impatto ridotto è stato molto voluto dall'assessore, molto abbracciato anche del mio studio, ed non è usuale in queste occasioni che solitamente usano tanto materiale e che poi viene sprecato. Ho voluto anche introdurre matematica, algoritmi e quindi tecnologie che mi aiutano ad essere libero ma scolpire le forme ben controllate numericamente per arrivare alla produzione, alla fabbricazione con due pezzi apparentemente diversi ma identici tra loro e semplificare anche la propria costruzione. Adesso parliamo con chi ha realizzato materialmente le parti più importanti di questa struttura. Arriva da Sassari, la sua azienda si chiama Character. Come è nato questo progetto insieme all'architetto israeliano? Abbiamo avuto un primo contatto con Nir Shivan attraverso Fondazione Monteprama, abbiamo partecipato a un bando per la realizzazione di questo progetto. L'intento era quello di dare un valore al di là del contenuto anche della sostenibilità, per cui abbiamo sposato immediatamente il progetto, che era interamente fatto in cartone, come si può vedere qua alle nostre spalle, solo lettori nuraggi. Cartone ecosostenibile? Sì, assolutamente, tutto cartone ecosostenibile e un nido d'ape particolare che facciamo arrivare dalla Svezia, è stampato con delle macchine con inchiostri certificati Green Guard, cioè è 100% ecosostenibile. Sì. Dottor Fadda, parliamo dei numeri. I numeri sono veramente interessanti perché solo le 3 torri nuraggi, che è la famosa serpentina, che in sardo Nir Shivan l'ha chiamato Sagulora, è composta da 2000 blocchi da 1 metro per 40 per 20 per un totale di quasi 12.000 trasformato in peso, 12.000 kg di cartone. Tutto questo progetto può essere esportabile? Questo progetto è stato fatto con l'ausilio, ci tengo a dirlo, del nostro progettista, la PLIB 6, che si occupa appunto di strutture, ed è stato fatto proprio per poter essere smontato e riallestito, ed è quello che faremo, perché andrà via da qua e lo monteremo in fondazione a Cabras Monteprama. Abbiamo lasciato Paolo Sirena 2 settimane fa a Firenze in occasione dell'evento che riguarda il turismo culturale internazionale, e lo ritroviamo ad Archeologica con il suo programma Smart, che è una svolta epocale soprattutto sui media, sulla rete, per quel che riguarda i siti più importanti della Sardegna.
Assolutamente sì, diciamo che per la prima volta 21 realtà, 21 società cooperative che gestiscono tra i più importanti siti archeologici della Sardegna si mettono in rete tra di loro e rappresentano tutta la Sardegna, quindi andiamo alle fiere, alle borse del turismo compatti, cioè siamo il prodotto archeologia valido tutto l'anno per la nostra terra, la nostra Sardegna, considerando che abbiamo un patrimonio archeologico immenso e la difficoltà per i sardi è quello di venderlo, è quello di avere visitatori, quindi è un progetto assolutamente innovativo. Una tua opinione, una tua riflessione su questo avvenimento cagliaritano? Allora, innanzitutto la location è perfetta, un posto fantastico, siamo al centro di Cagliari, quindi azzeccatissima, una grafica eccezionale e spero che questo progetto continui negli anni e diventi veramente un appuntamento per il Mediterraneo, perché la Sardegna se lo merita. Assolutamente. So che avete in programma per i prossimi mesi 3 appuntamenti, uno a Olbia, uno a Cabras e l'ultimo a Cagliari. Sì, allora faremo dei convegni, facciamo degli incontri, proprio perché il progetto si vuole legare al territorio, vuole fare in modo che il territorio diventi protagonista dell'archeologia e della propria cultura, perché una delle cose più importanti è proprio trasmettere la conoscenza di questo nostro patrimonio. Quindi saremo a Cagliari, dove chiuderemo poi il tour che abbiamo fatto e faremo anche un educational tour con dei giornalisti che vengono da fuori. Abbiamo lasciato Paolo Sirena e il suo progetto Smart e adesso promuoviamo una prossima manifestazione dove si festeggia il quarto di secolo di attività di Barumini, ma una Barumini speciale, riconosciuta dall'UNESCO, e lo facciamo con Franco Medda, che questi 25 anni li ha trascorsi tutti vicino al nuraghe. Sì, sono 26 anni ormai che lavoro a Barumini, per noi è una soddisfazione immensa quella di annunciare questo traguardo che abbiamo raggiunto, 25 anni il nuraghe di Barumini diventa patrimonio dell'umanità, e poi ne approfitto anche per informarvi che il 2 e il 3 dicembre ci sarà l'8ª edizione dell'Expo del turismo culturale, quindi vi aspettiamo numerosi. Quindi appuntamento, lo ripetiamo per i nostri telespettatori, a Barumini giovedì 2 e venerdì 3 dicembre per la grande festa dove si celebrano i 25 anni dal riconoscimento storico dell'UNESCO per quel che riguarda il sito. Grazie, vi aspettiamo numerosi, noi siamo lì tutti i giorni. E concludiamo questo lungo speciale dedicato all'archeologica con un ospite di riguardo, perché è venuto a Cagliari per questa occasione importante, Renzo Persico, che è il presidente del Consorzio della Costa Smeralda da oltre 20 anni, un'esperienza straordinaria. Ma Renzo Persico è anche un uomo che sul discorso della cultura, della tradizione, dell'unicità della Sardegna ha sempre scommesso. Io credo che l'isola abbia un potenziale straordinario. Parliamo di costa, ma le coste sono di tutti, ma il patrimonio ambientale della Sardegna è unico. Questo giacimento culturale ci rende il Mediterraneo come specifici, in una tradizione millenaria che non è ripetibile. L'archeologica ha uno scopo, l'Expo, che questo assessore così intelligente, così lungimirante porta avanti, sarà il volano per scoprire l'interno della Sardegna, ma sarà un fatto epocale perché andrà a incidere sulla dimensione sociale e economica di un territorio che vive di un turismo però di secondo ordine, non primario, ma è difficile spostare le masse turistiche dalle coste all'interno. Questa nuova dimensione culturale ambientale sarà sicuramente basilare per vivere la Sardegna tutto l'anno all'interno. Avvocato Persico, questo 2022 per lei è stato un anno di lavoro straordinario, c'era da festeggiare il 60ennale. 60 anni di una storia complessa che nasce da un sogno di un principe e che trova il sorriso di un popolo che ne coglie questa sua lettura. Guardate, era difficile nel 62 conquistare una parte della Sardegna che era periferica rispetto all'Italia, ma quest'uomo così appassionato della Sardegna, che lascia l'Europa e sceglie la periferia italiana, un'isola che non aveva una visibilità economica, e colloca all'interno di un paesaggio contaminato un centro turistico internazionale che lo diventa luogo del mito in 2 anni. Il segreto della Costa Smeralda, lo ha detto spesso nelle sue interviste Renzo Persico, è conservare l'ecosistema. Assolutamente, l'ambiente è valore aggiunto.
ma io dico che la Sardegna rappresenta per noi il contenitore. Noi siamo una Sardegna vissuta a volte come un luogo diverso, invece io mi sento di lavorare in Sardegna e i miei consorziati sono appartenenti all'isola. Guardate la barriera psicologica che si è creata tra la Costa Smeralda e l'appartenenza a questo mondo esclusivo è solo un fatto culturale. Io credo che il consorziato, io come presidente, quando parlo della Smeralda parlo della Sardegna nelle sue unicità. Quindi io credo che in Costa Smeralda ci sia uno slogan: più Sardegna in Costa Smeralda e più Sardegna insieme alla costa nel mondo. Conclusioni. Le voglio fare una domanda particolare. Renzo Persico, cagliaritano doc, coetaneo, amico dello svago, amico dell'università. Poi come è diventato il braccio destro di Karim Aga Khan? No, io divento braccio destro di un gruppo americano, Tom Barak, subentro al principe Karim nella presenza del consorzio, e il mio ruolo 20 anni fa fu un fatto rivoluzionario, perché in una poltrona così prestigiosa si metteva un sardo. All'epoca non era neanche ipotizzabile che non ci fosse un presidente internazionale in un ruolo internazionale, e quindi il candidato sarebbe stato ideale un inglese, un tedesco, un francese, un italiano sicuramente del nord, ma era un sardo che veniva dal sud della Sardegna e mi presentavo con un bagaglio di esperienza ma anche con una grande conoscenza del sistema, e fu scelto per la mia capacità di presentare programmi e di far sentire la Sardegna come il grande bacino per un'esperienza straordinaria che doveva continuare, doveva essere supportata da un lettore che nasceva nella Sardegna e che lavora in Sardegna.